E ogni tanto ci lasciamo scappare anche qualche classico, in questo caso Is This Love di Bob Marley. Buongiorno amiche, buongiorno amici, abbiamo anche qualcuno in linea. Pronto? Sì, chi è? Grazie della canzone di Bobby, quindi c'ho pure c'ho pure consumato. Senti, siamo rimasti ieri, ci davamo del tu puoi darmi anche del lompare se vuoi. Lompare, quindi c'ho pure comunque ti volevo dire che mi chiamo Jonathan. Mi chiamo, che fa ridere? No, ho avuto un momento che c'ho un calo di zuccheri. Aiuto, questo c'è un calo di zuccheri, per caso c'è un medico? C'è un medico? Non è che hai una zolletta accanto a te? Ti volevo dire che mi chiamo Jonathan. Jonathan, sì, come Jonathan Spinesi. Come Jonathan Spinello. Oggi c'ho povesto, c'ho poco consumato. E io più di te. Comunque mi chiamo Jonathan, io sono al momento sono disoccupato. Perciò scelgo il lavoro. Lo scelgo perché ho perso il lavoro, non sono sogno perso. Ho perso anche il lavoro. Che lavoro facevi prima, scusa? Io ho studiato per fare lo stagnino, perché io dei dubbi me ne intendo. Insomma, non avevo dubbi. Poi ho fatto anche il muratore, montavo i ponteggi. Sì, con i dubbi innocenti. Senti, io ci ho perso di mattina i dubbi innocenti e la sera i dubbi colpevoli. Ho capito. E la sera? Io la sera sto momento stai parlando con me. Sì. Ma mi chiamo Fabio. Sei da radio. Sì, esatto. Mi chiamaste tu o io? No, veramente hai chiamato tu, scusa. Io c'ho non credo tu, mare. Ma come fai a chiamare se non hai credito? Vabbè, va. Stai chiamando a debito. Comunque, io c'ho poco consumato e volevo di questo anno io voglio buttare via una storia. Una storia andata male. Troppo male. È stata una storia, niente, brutti ricordi. Mi auguro di trovare la fidanzata anche nel 2010. Come la vuoi la fidanzata? Non lo so, l'importante è che sia una bella storia. Comunque la voglio come me, c'ho popetta, così ci divertiamo. Ho capito. Ci divertiamo, comunque mi diverto molto con alla Catalla, che si ti pensi, sì, insomma. Ci divertiamo, diciamo in questo modo. Ti sei già organizzato per il compleanno, Jonathan? Per il compleanno? Per il Capodanno, scusa. Mi fai vabbè, dai. Capodanno siamo tutti tra di noi degli amici. Cosa fate? Andiamo in una festa a sbacco. L'ultima volta l'anno scorso mi spaccano la testa. Mi spaccano, c'ho la testa, c'ho passai, ma no, perché c'era situazione, no? Ma perché ne scamano che erano a sbafo, che uno mi resta un coppo di mazza del baseball, la testa mi spaccava la testa. Anche se secondo me non occorreva la mazza da baseball, comunque. Consumato, sai, qualche 40 punti nella testa, se c'eravamo Catania, faceva una Champions League, c'ho poco consumato. Vabbè, ti sto salutando, che fai? Ce la metti un'altra canzone di Bobby? No, non possiamo metterne due, una già va bene. Vediamo nei giorni a venire se possiamo. Che c'è una gattina a mare? Che c'è una gattina a mare? Non ce l'ha. Naturalmente parliamo di cartine e figurine. Ci mando la benzina nel motorino. Sì, vabbè. Presta un euro. Vecchia questa. Sinceramente la benzina. Che imbottigliati siamo nell'autobus. Sì, l'ho capito. Sto ascoltando con l'MP3. Dice che è strano che ci domanda un euro per il motorino che sto nell'autobus. Lo sai cos'è che è strano? Il fatto che tu lo chieda in prestito. Eventualmente che fai? Glielo torni? Aiuto che devo scendere, che c'è il tipo dare, non le dico. Dai, per un euro. Sogno c'ho poche. Jonathan, guarda, euro tu. Non posso dartelo, sono a distanza. Non ti conviene, scusa. Sei sull'autobus. Ok, ciao Jonathan. Buona giornata e buona fortuna. Ciao Jonathan. Siamo tutti pezzi, male. Ciao.